alle volte, amici bellini, il video nasce anche dai vostri messaggi privati, perché dal messaggio privato che mi arriva mi rendo conto di qual è l'argomento principale a cui tengono i tifosi nella giornata. E in questa giornata notizie di mercato non ne sono uscite. L'unica cosa di cui si parla è l'infortunio di Lukaku, giustamente, che preoccupa, e arrivano tutta una serie di ipotesi, che dobbiamo parlare di ipotesi perché le visite non sono state fatte ancora, quindi cominciamo. Ci sarebbe anche da parlare dell'Here We Go di Zalewski all'Atalanta, perché apre una serie di scenari interessanti, quantomeno interessanti. Facciamo le nostre ipotesi. Raffaele Goliuso, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti che mi stanno aiutando a sbloccare il livello Cannavaro, cioè i 28.000 che si stanno avvicinando a grandi falcate. E va bene così, perché con i vostri like succede tutto è possibile con i vostri like, e io vi ringrazio dal profondo del mio cuore. E dal profondo del mio cuore cerco di non dare ascolto al mio algoritmo, perché il mio algoritmo mi porta quasi un terrorismo psicologico, se vogliamo, perché escono le cose forse un mese, eravamo rimasti a forse un mese, dove un mese tu dici vabbè, le prime due partite come l'anno scorso, poi c'è la sosta, magari ne salta un'altra e stai a posto. E invece adesso prima il Corriere, poi la Gazzetta, poi dopo pure Gianluca Di Marzio si stanno allargando sui 2 mesi, e 2 mesi già è un altro paio di maniche. Dopodiché Luca Cerchione scrive 3 mesi. Io penso che lo stia scrivendo come iperbole per esagerare in una cosa, per sfruttare poi la polemica dell'acquisto di Zalewski, che quindi vedi si lega, e si può legare tutto in un solo video come sempre. Poi tra qualche minuto io mi andrei a vedere il Milan, ma per un fatto che è il Bari, e quindi così no, perché non ci interessa nulla. Mentre ieri c'è stata quella cosa che l'Olympiakos, che è una squadra con cui non si devono fare amichevoli, perché a prescindere da quanto picchiano o no possono succedere degli infortuni, come è capitato a Di Marco. Non so l'entità, ci informeremo. Intanto io mi trovo costretto, e spero veramente con tutto me stesso di non annoiarvi, però se non partiamo da questo presupposto è noto che alcuni tifosi un po' che vanno, non di fretta, ma insomma preoccupati, e si parte da una questione di bene, il voler bene al Napoli, no? Il volere il terzo attaccante non è una richiesta folle, è una cosa che ci siamo detti anche noi. Dice, saranno abbastanza Lucca e Lukaku insieme sani e integri per fare tutta la stagione? Ce lo siamo chiesti già. Nel momento in cui ti viene meno Lukaku è normale che te lo continui a chiedere e dici ma forse servirebbe. Ma dove lo metti? Questa è solo la mia domanda. Come lo metti? Dove lo metti? Come lo metti? Perché se prendi un under di grande prospettiva e di grande però under già pronto, perché altrimenti l'under ce l'hai in Ambrosino. Può non piacervi Ambrosino, sono d'accordissimo, io pure stesso lo conosco poco, l'ho visto giocare poco. Però se ti vai a prendere un altro under, che è l'unico che può entrare come punta centrale, se ti prendi Gonzalo Garcia, io mi tolgo il cappello, quindi mi scappello, e siamo sicuri che non lo vendono, non te lo danno un under che già è pronto ad esplodere, è già potenzialmente già esploso. Servirebbe un under che è una scommessa che tu metti in questa squadra, che può giocare, può fare la riserva di Luca, perché si parte con Lucca, che deve fare la riserva di Lucca nel timore, nella preoccupazione che Lukaku sia grave, che altrimenti dove lo metti? Noi già dobbiamo capire ancora quella situazione di Mazzocchi, perché noi daremo il benvenuto a Gutierrez, non abbiamo dubbi che domani fanno le visite mediche. Domani dovrebbe essere una giornata di grandi notizie. Se oggi non è uscita niente, domani visite mediche di Gutierrez e visita medica per Lukaku, per capire l'entità dell'infortunio. Dopodiché non ci preoccupiamo di Juanlu, che sta giocando col Siviglia come ha giocato di uff ieri, e Juanlu ha procurato un rigore
quindi è pronto per noi sotto questo punto di vista. Perché comunque il Siviglia non ha i giocatori da portarsi, scusate il bicarbo Napoli, non ha i giocatori da portarsi in campo, quindi l'ha dovuto schierare per forza, però può essere che sia un po' distratto, o comunque Nico Williams se ne va da tutte le parti. Insomma, Yander va benissimo, tutto a posto, Diouf può arrivare, Chouameni potrebbe arrivare, lo stesso Götze che mi esalta moltissimo potrebbe arrivare, ma poi deve fare una scelta il Napoli. Quello che ci dobbiamo capire, deve fare una scelta. Vuoi prendere l'esterno? Ndoye pure ha segnato. Vedi come si ricollega tutto. Vuoi prendere l'esterno sinistro che ti dà più garanzie di Lang in partenza? Che sia un simil Ndoye, Chiesa, Malouadami. Tutti vengo a prendervi a casa. Io ripeto purtroppo, scusatemi, veramente scusatemi se devo ripetere, ma Elmas solo perché è un nome che conosco e che so quello che può fare, ma ce ne saranno in giro per il mondo giocatori di quel tipo che ti possono dare più garanzie di Lang, va bene, o prendi lui o prendi una punta. Da una parte, per come sono strutturate le liste, la coperta si accorcia, questo non c'è dubbio, su questo dobbiamo partire da questo presupposto. Perché leggo qualcuno che magari non lascia i like, non è iscritto, comunque non si è visto neanche un video. No, dobbiamo fare il centrocampista, dobbiamo fare la punta e dobbiamo fare l'esterno. E non si può fare, non si può fare. Si può fare se te li prendi tutti i giovani, ma tutti i giovani poi comunque in Champions non te li ritrovi, perché il discorso è un altro. E quindi la Champions puoi dire vabbè, ci vediamo, si farà di necessità virtù, ma non li puoi prendere già pronti. E Conte ha fatto un discorso molto chiaro per quanto riguarda i giocatori che potranno diventare il futuro del Napoli, ma che in questo momento devono fare un percorso. Penso che dobbiamo partire da questo presupposto, altrimenti ci facciamo delle illusioni e delle prospettive, ci mettiamo in testa delle cose che non possono avvenire. E io credo che la mancanza di notizie, di aggiornamenti anche sui rumors di mercato non arrivano proprio per questo, perché ci si è resi conto che abbiamo dei paletti da rispettare e se non li rispetti non puoi comprare nessuno. Quindi sempre partendo dal presupposto che ti esce altrimenti devi fare uscire sia Mazzocchi sia Spinazzola, non ce ne sono altri che possono uscire di questi 17 qua, non ha senso far uscire nessun altro, quindi o Mazzocchi e Spinazzola, e a quel punto puoi far entrare Elmas e Zirkzee e siamo contentissimi. Non siamo contenti, siamo più che contenti. Va bene Diouf, va bene anche se non te lo prendi proprio, il centrocampista resti con Vergara che poi può fare un po' di minutaggio, va benissimo. Zirkzee, il Manchester ha giocato, era in panchina, Højlund invece nemmeno convocato, allora potrebbe avere un sapore diverso magari chiedere il prestito di Højlund, visto che con il Milan si parlava di prestito con diritto di riscatto intorno ai 40-45 milioni. Se tu allora riesci a inserirti in questa situazione qua, tu dici te lo prendi, prestito, magari ti accolli solo l'ingaggio, è una cosa che puoi fare, ma non sei costretto a metterti addosso una spesa che non sai se vuoi o puoi sostenere l'anno prossimo. Il Napoli può fare un discorso di anticipo, ti piace Zirkzee come post Lukaku, puoi fare un discorso di in prospettiva, te lo prendi già, lui però dovrebbe accettare di essere la seconda scelta, Lucca diventa la terza scelta, Lukaku comunque l'ultimo anno l'ultimo in teoria se lo deve giocare. Signori, è complicata, è una situazione complicata in cui si trova il Napoli in questo momento, non è facile da sbrogliare. Io avevo preso un po' di nomi giusto per che potessero somigliare, qua dicono che somigliano a Lukaku, c'è Dobbik, ma io direi di no, c'è lo stesso Højlund, vedete, Watkins, c'è Adams, ma col Torino basta, perché se poi sono tutti prestiti che diventano obbligo, sono finiti i numeri di prestiti che si possono fare tra due squadre. Vatta a pigliare Raspador, vatta a pigliare Simeone, lo sappiamo che è così. Vlahovic, Vardy, mamma mia che bellezza, no, Vardy no, Cutrone è uno di quei probabilmente quei profili che in teoria ti puoi andare a prendere e lui si accetta a quel punto, potrebbe anche accettare di essere una terza scelta, come quelle figure tipo piccoli, tipo Pinamonti eccetera eccetera, che però non sono profili alla Lukaku, sono più finalizzatori. Forse un Cutrone potrebbe essere, visto che potrebbe essere chiuso da Morata
e da tutti gli altri, che sta facendo girare anche i falsi 9 Fabregas nel Como, potrebbe essere un'idea, non lo so. Poi ho visto questo Adamu, io sparo 4 nomi a caso: Adamo, Guru Z e Jonas Wind. Ho guardato un pochino le hitmap, ci siamo, perché sono attaccanti aggregativi, associativi, che vengono incontro e ti fanno salire la squadra. Li ho buttati lì così, non li ho nemmeno guardati, mi rifiuto di studiarli prima che qualcuno faccia il nome, perché poi lo sapete che poi se il nome esce facciamo l'analisi. Ma in questo momento, se il Napoli vuole affondare su uno di questi profili qua, vuol dire che non prende nessun Elmas e nessuno in quella zona d'attacco sulla fascia sinistra, e vuol dire che ti giostrerai prendendo la punta, giostrerai con McTominay, con Neres a sinistra, con Spinazzola a sinistra, e farai di necessità virtù là. La coperta da una parte diventa corta e in qualche modo ti scopri, sperando di non prendere il colpo d'aria, è l'unica cosa che puoi. Dopodiché, per quanto riguarda, lasciate il like per aiutarmi, non cambia niente, la situazione del Napoli non cambia con i vostri like, cambia la mia. Dopodiché, per quanto riguarda Zalewski, l'Inter, l'Atalanta e Lookman, tutti, quando abbiamo visto l'offerta, il Here We Go, e si parla di 17 milioni per Zalewski, che è stato appena riscattato per 6 milioni dalla Roma, va bene che magari era in scadenza, va bene che alla Roma se ne volevano liberare, ma cosa hai fatto per poi far salire il tuo valore da 6 a 17? Potevi avere un valore magari doppio, che ne so, i 12 che si iscrivono su Transfermarkt, va bene, ma arrivare a 17, ovviamente tutti, me compreso, cominciamo a pensare che questo è un giro di soldi che poi permette all'Inter di fare un'offerta all'Atalanta un po' più sostanziosa. Avete voglia a dire le operazioni sono slegate? Non lo sono, non lo diventano se poi alla fine esce la cosa per Lookman con l'Inter. Non lo può diventare più, così come noi ci siamo guardati allo specchio e abbiamo detto sì, ma Milinkovic-Savic 20 milioni, poi vai a vedere il prezzo di Ngong, vai a prevedere l'operazione Simeone, e in qualche modo si rientra in una logica di operazioni che cambiano le squadre, si rinfrescano le rose, magari i giocatori possono fare meglio, possono fare bene, ma resta un'operazione quantomeno interessante. Io voglio continuare a utilizzare il termine interessante, se non quello di un'operazione che puzza di abbruciaticcio, che puzza di plusvalenza abbastanza fittizia, ma d'altra parte poi volete scrivere un'altra volta Liguori, Palmieri, tutte quelle cose là, senza ricordare che la cosa fu al contrario, perché il valore di Osimhen era già di 50, che poi lo fai arrivare a 70, era una cosa che faceva comodo a Lille e non a noi, che non avevamo bisogno di mettere a posto il bilancio con le plusvalenze, mentre altre squadre ne hanno bisogno e lo hanno fatto in maniera sistematica e spesso anche sfruttando l'Atalanta. Questo è il problema che su internet non sta girando, perché se poi tu vai a vedere gli interisti dicono no, gli interisti allora sì, volete Zalewski e ce lo dovete pagare 30 milioni, fanno i tipi che l'Atalanta li ha fatti nervosire, che hanno alzato il prezzo, ce lo dovete pagare 30 milioni così, mentre gli atalantini si stanno chiedendo, e ho seguito il mio amico Otis che ha detto proprio testuali parole nel suo video, vi invito ad andarlo a vedere. Se la trattativa è slegata da Lookman, io non stappo lo spumante, ma mi siedo e dico vabbè, hanno fatto le loro valutazioni, vediamo che cosa dice il campo. Se per caso nei prossimi giorni si sblocca la trattativa Lookman, io mi sento un attimino preso in giro. Dovrei dirla tutta. Dici io lo accetto pure l'acquisto scommessa di Zalewski, che ha un potenziale, che può far bene. Se però poi questo ci porta a vendere Lookman di nuovo là, avendoli aiutati ad avere più budget per Lucca, mi sento un po' preso in giro, e quindi io prendo in prestito il giudizio di un tifoso dell'Atalanta, tra l'altro tra i più bravi. Abbiamo fatto il discorso degli altri youtuber delle squadre, uno dei miei preferiti è proprio lui, e mi sento di sposare tutto questo. Credo che sia tutto per oggi, nella speranza che domani possano arrivare buone notizie, che si tratta di una cosa da niente, e cose niente, e sciocchezze e caffè, e quindi non ci poniamo il problema. Se invece la situazione diventa più grave e con i tempi di recupero ci si allarga, dobbiamo stringere i denti e fare una scelta, perché il Napoli è chiamato a farla una scelta
una cosa è certa, non possiamo rimanere immobili. L'immobilismo, tra virgolette, che ho valutato, di cui mi sono reso conto in questi 2 giorni, dove aspettiamo sembra quasi che sai poco. Allora, notizie su cose già impostate, tipo Quallu, tipo Gutierrez, e altre che sono rimaste un po' appese, cioè Diouf, Elmas e gli altri di cui si è parlato per sistemare il centrocampo e la fascia sinistra. Adesso la punta è una punta interrogativa. Con questo chiudo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Un abbraccio e un bacio, e domani le grandi notizie.